La rassegna stampa. Cos'è tutta quest'aria di vacanza, quest'aria di festa? Ma che giorno è oggi? È 16 aprile, che giorno è? Mercoledì. È soltanto mercoledì. Oh, qui c'è gente già con le valigie, gente che viene a lavorare in pigiama perché non ha dormito questa notte. Ma sì, vabbè che siamo una radio, che la televisione c'è, però siamo soprattutto una radio. Però, oh, e calma, non è ancora vacanza, non è ancora Pasqua, buona Pasqua, sì, buona Pasqua. Misteri, apparizioni, sparizioni, però l'importante è che anche oggi ci siamo. Oh, buongiorno, guardate come sono elegante. Collezione primavera-estate 2000. No, se per dire che vuoi mettere la differenza Francesco in pigiama e Sammy Varin vestito di festa, insomma, una volta tanto che sono vestito normale. No, niente, se mi presti il pigiama magari facciamo uno scambio. Buongiorno, no, perché davvero c'è quest'aria frizzante, ma cos'è, perché vedi? Te l'ho detto io. Allora, non si va ai compleanni il martedì sera, c'è una legge che lo vieta. Per favore parla con chi ha compiuto gli anni ieri sera e digli che guarda, sono venuto ma proprio Sammy Varin mi ha rimbrottato la mattina perché insomma poi sono venuto a lavorare in pigiama. Io vi capisco i bei tempi quando ero giovane. Buonanotte. C'è qualcuno laggiù? No, che voglia di lavorare saltami. Allora, che abbiamo vinto a Monfalcone è una realtà, che abbiamo vinto a Pordenone è un'altra realtà, e c'era pure il sindaco gay. Sì. Perché qualcuno dice che nel centrodestra non ci sono gay, o se sono gay silenti. No, e questo ha fatto l'intervista oggi e tra poco ve la leggo. Il sindaco gay di centrodestra di Fratelli d'Italia è stato votato alla grande. E allora? Cioè, quello che non ho capito perché non l'ha detto prima che era gay, l'ha detto quando poi è stato proprio. Dai, scherziamo un attimo, ragazzi. In questa valle di lacrime bisogna pur ridere, momento difficile, dice la Meloni, e se lo dice lei, cazzolina, che adesso deve andare in America e a contrattare. E oggi chiaramente non c'è polemica, ce l'hanno capito un pochettino i giornalisti macellai, che almeno in queste ore non facciamo polemica tra Lega e Forza Italia, tra destra e sinistra. Sì, come no, su Repubblica c'è subito Provenzano che dice che questa va a contrattare in America. Sì, ma ha fatto la portavoce praticamente dell'amministrazione americana fino a ieri. Che contrattazione vuoi fare? Eccola lì. Sì, buongiorno, Sammy Varin, sì, 7:34, e cambiamo subito registro, diventiamo più seri. Rassegna stampa anche oggi, certo, come ogni giorno, ma non è una rassegna stampa, lo ricordiamo per chi pensa di trovare una cosa uguale agli altri canali, assolutamente no. Da ottobre dell'anno scorso, quando mi fu dato il compito di sostituire Giulio Cainarca, il nostro condirettore, passato alla trasmissione più avanti intorno alle 10, ma adesso si trova in vacanza, lo ricordiamo, quindi non lo sentite. Mi hanno dato in mano la rassegna stampa e io ho detto subito dal primo giorno: non sarà una rassegna stampa normale, perché non la so fare, semplicemente impossibile da sostituire Giulio Cainarca, e quindi facciamo qualcosa di diverso, un prodotto che non abbia fatto mai nessuno finora, perché tutti volevano essere seri, come cantava il Lucio Corsi, volevo essere. Guardiamo le agenzie, salve, no, perché poi mi accorgo che mi trastullo, no? E quindi si va avanti, ci si arrovella, ci si arroventa, ma non comincia mai la rassegna stampa. Giustamente il regista deve andarsi a bere il caffè, lo so, ti scappa il caffè. E allora vai con l'ANSA. Trump vuole gli impegni
l'impegno dei partner americani a limitare gli affari con la Cina. Cioè capisci che poi anche qui ci si arrovella in questo caso su notizie che la dai una volta, poi dopo basta. Non è che ti leggo adesso tutti i giornali con questi titoli. Trump vuole l'impegno dei partner americani a limitare gli affari con la Cina. Con i dazi stiamo incassando centinaia di miliardi di dollari dopo molti decenni in cui siamo stati derubati. È il momento di non permetterlo più e lancia un'indagine su minerali essenziali che potrebbe tradursi in nuovi dazi. Ok, questa è l'apertura dell'ANSA, quindi siamo praticamente avanti ulteriormente rispetto alle prime pagine di quest'oggi. Il Corriere fermo invece sulla notizia di Mattarella, ricoverato al Santo Spirito per un intervento programmato per impiantare un pacemaker. A proposito, ci andrò anch'io prossimamente, da giovedì prossimo, non domani, il prossimo, il Sammy Varin partirà anche lui per un intervento programmato e quindi non mi sentirete per un po', lo dico chiaramente perché poi sono quelli che pensano che sia stato picchiato, violentato e mi hanno fatto fuori, no? C'era qualcuno che anni fa me lo diceva della Lega, ma Sammy, ma vieni alla festa senza scorta? Per favore, ma per piacere. Sì, va bene, Mattarella ricoverato, sotto Trump gela l'Unione Europea sui dazi, Meloni momento difficile, le insidie del viaggio negli USA. Chiaramente delle insidie del viaggio negli USA della Meloni parleremo questa mattina con i nostri ospiti. Sì, alle 9 c'è il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. Alle 11 abbiamo l'onorevole Andrea Barabotti e con lui parleremo della fiducia appena arrivata al decreto bollette. Alle 11:30, alle 11:10, avremo il consigliere regionale della Lega Riccardo Pase e con lui parleremo di questo convegno che hanno fatto lunedì a Milano al Pirelli, è interessantissimo, sul nucleare. Ne hanno parlato poco i giornali, perché è un nucleare di centrodestra, hai capito? C'è il nucleare di sinistra, che è quello con la centrale smantellata. C'è il nucleare di centrodestra, che vorrebbe invece piccole centrali che diano una mano a questo green che c'è ovunque, con le pale che girano solo quando c'è vento. Ne parliamo alle 11:10 con Riccardo Pase. Alle 11:30 arriva un artista, un medico cantautore, signori, nei nostri studi. Alle 11:30 arriva rock questa mattina nei nostri studi. Riccardo Moraca, che molti di voi conoscono perché lo abbiamo ospitato parecchie volte. Ritorno a bomba sui quotidiani. È già finita la rassegna stampa, vero? Non è finita la rassegna stampa. Parto dal Corriere. Sì, dai. Facciamolo col Corriere, che mi sembra il più capito. Zero dazi, Trump gela l'Unione Europea, che la mettiamo giù un po' sul drammatico, ragazzi, solo perché c'è la Meloni che deve andare a parlarci, allora su tutti i giornali, l'Unione Europea gelata da Trump. Resta alta la tensione sui dazi tra Washington e Bruxelles. Il presidente Trump dice no alla proposta europea di azzerarli per autoindustria, ma non è che pretendavamo troppo, scusa, cioè adesso andiamo a chiedergli zero dazi. Momento difficile, commenta la premier Meloni. Gli USA inoltre non firmano la condanna del G7 per la strage di Sumi. Rutte ribadisce che la NATO resta con l'Ucraina. Ma perché gli Stati Uniti non firmano la condanna del G7 per la strage di Sumi? Rispondetemi voi, cari ascoltatori, non ve l'ho ricordato, ma io aspetto i vostri WhatsApp, perché questa è una rassegna che fate soprattutto voi. Siete voi, veri editorialisti della nostra radio, dandoci i vostri pareri sulle notizie del giorno. Inviate un messaggio al 34067 09 659, lo ripeto per i nuovi ascoltatori, 34067 09 659, e ogni mezz'ora Sammy Varin vi legge i vostri messaggi.
Siamo sempre in prima pagina sul Corriere. L'armata, la campagna, i volontari. Ai caduti 143.000 euro, così Putin arruola i poveri. Soldi per convincere i poveri ad arruolarsi. Vedi, noi facciamo il decreto bollette e lui gli dà i soldi per andare a fare la guerra. Per ogni caduto della guerra in Ucraina, lo Stato russo risarcirà 143.000 euro. Siamo sempre parlando di guerra, addestratori senza mandato a battersi. Salve, sono un addestratore senza mandato a battermi. Che cacchio dici? Il piano di Parigi e Londra, 30.000 soldati in Ucraina, ma attenzione, sono addestratori senza mandato a battersi. Che è chiarissimo, ma è il Corriere, quindi Francia e Regno Unito vogliono provare ad aggirare i no degli alleati, un piano per riuscire a inviare in Ucraina 30.000 militari senza però il mandato per combattere, amministratori senza mandato a battersi. Mattarella in ospedale, intervento programmato per la pacemaker, e chiaramente se ne parla ovunque. Ponte Morandi, anche qui, firmata la legge sugli indennizi, ma arrivano i rilievi del Colle. Che c'è? Quali sono le riserve? Cosa ha segnalato il Colle? Ha segnalato discriminazioni sugli indennizi per i morti dopo il crollo del ponte Morandi, discriminazioni come quelle in merito alle unioni civili rispetto al matrimonio, per l'inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori. Sempre questi giri di parole pazzeschi, come appunto gli addestratori senza mandato a battersi. Che cosa mai ha voluto dire Mattarella? Anche qui, voi che siete più intelligenti di me, ditemelo, anticipatemelo al 340 6709 659, anche perché il Corriere ad esempio non lo spiega mica, rimanete nel dubbio, però no, ci arriviamo. Qualche altro giornale è stato più coraggioso. Violenta 14enne conosciuta sui social. Varese, arrestato un 21enne, la ragazza costretta a bere, picchiata, aggredita in strada. La picchiata e violentata al primo appuntamento dopo averla avvicinata e conquistata sui social. Lei è una ragazza di 14 anni, lui ne ha 21, è di Rozzano, Interland milanese. Lo stupro in un'area dismessa di Busto Arsizio, Varese, lo scorso lunedì. Una residente ha sentito gridare, chiedere aiuto, ha avvisato i vigili. L'hanno arrestato mentre la stava picchiando. Chiaro, è una notizia che fa male a tutti quanti, soprattutto perché abbiamo quasi tutti, qualcuno ce l'ha, qualche figlio ancora giovane, o avete dei nipoti, 14 anni, peruviana, e questo non è chiaramente un buon motivo, ci mancherebbe altro. Chiaro che ci chiediamo perché fosse in giro da sola alle 8 di sera, e questo ce lo chiediamo, e io me lo chiedo, perché mia figlia da sola in giro alle 8 di sera non ci va. È peruviana, una famiglia quindi di immigrati, fuori controllo rispetto alla normalità, i figli, i ragazzini giovani, non lo so. Chiaramente ci chiediamo, questo 21enne invece, che cosa ne facciamo, Madame Adorei, di questo 21enne egiziano che a quanto pare non era la prima volta che combinava casini. Ci torniamo, certo, questa è solo la prima pagina del quotidiano Il Corriere, che svolazzo via per andare sul Giornale, ad esempio. Certamente c'è un bel riquadro grosso, Mattarella ricoverato, che tutti ci fa spaventare, ma c'è l'impianto di un pacemaker, ragazzi miei. Il Quirinale rassicura, intervento programmato, però non ce l'hanno mica detto. Come mai non ce l'hanno detto? Che sono cazzi tuoi, Sammy Varin? Però ci ha fatto tutti un po' preoccupare. Infatti è su tutti i giornali in apertura e ci sono paginoni con intervista al cardiologo, e quanto ci metterà adesso a riposare, quanto, ma
La Premier vola negli USA, l'Unione Europea offre 0 dazi, ma Trump rifiuta. Te l'ho detto, è come fare la spesa dagli egiziani. Quando vai nel negozietto egiziano ti spara un prezzo assurdo, tu dici no, un po' meno, lui ti fa uno sconto ma di poco, anzi ti mette qualcosa in più e allora tu fai per uscire, invece lui ti corre dietro e dice no, aspetta, io offro te, carcadè, buono, e alla fine vi mettete d'accordo. Quindi è il tira e molla, c'era un fumetto. Meloni missione dice momento difficile, e la Meloni che dice momento difficile ha colpito un po' tutto l'immaginario collettivo dei giornalisti, perché di solito la Meloni no, caccio va, non c'è problema, l'ho fatta diventare napoletana la Meloni. Ma la bella notizia sul giornale e su pochi altri giornali, non è vero, c'è da tutte le parti, è quella che arriva da Monfalcone. A Monfalcone si votava questa domenica e questo lunedì. Chi ha vinto? Signore e signori, lista musulmana, perché c'era un partito musulmano a Monfalcone. Dove vivete? Su Marte? Lista musulmana sotto il 3%. Ale, ale, lista musulmana, che entramingan anche in consiglio comunale. No, adesso sono tutti lì, c'è Sumaoro che sta facendo il trenino, sperando nel riconteggio dei voti, perché se arriva al 3% entra in consiglio comunale. Santa polenta, li facciamo entrare questi musulmani in consiglio comunale? Almeno uno, dici no! Trionfa la Lega. Il grande flop del partito islamico, tra parentesi, e della sinistra. Nella cittadina multietnica, Monfalcone, centrodestra al 70%. Ennesimo tonfo per Sumaoro e compagni, che a me fa sempre più pena, Sumaoro, davvero. Non lo so, è un po' come Lucano, sono quei personaggi che gliele fanno di tutti i colori intorno a loro, ma loro non sanno niente. Ma il partito islamico di Monfalcone vale meno del 3%, nulla in pratica se confrontato al numero di stranieri e soprattutto provenienti dal Bangladesh che popolano la città. Oltre il 30%, cioè non doveva avere il 3, doveva avere il 30% il partito islamico, e invece sono tutti leghisti musulmani di Monfalcone, ma io l'avevo capito da subito, molti dei quali hanno la cittadinanza italiana, quindi hanno votato. Gran cassa mediatica sul movimento legato all'omnipresente Abubakar Sumaoro da parte dei giornali di sinistra, che lo opponevano al sindaco uscente ed europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint, quella che da parte di una certa stampa era dipinta come una pasdaran, un estremista, una prevaricatrice che proibiva agli altri di pregare come meglio credevano. Chiaro, qualunque sia il vostro pensiero, qualunque giornale acquistiate quest'oggi, si parla proprio di Monfalcone, che uno dice che strano, Monfalcone, paesotto, eccetera. Eppure, e dove c'è una grandissima presenza di immigrati, chissà perché arrivano anche i giornalisti. Sì, sempre sul quotidiano Il Giornale, solo un piccolo riquadro: violentata a 14 anni da un nordafricano, perché alla fine si è capito, ragazzi, cioè per tutto il giorno i titoli su qualunque sito online c'era soltanto un uomo, un 21enne, chissà dove sarà, però neanche la ragazzina dicevano che era peruviana, quindi erano pari, dice. Alla fine, se entravi nei particolari, soprattutto se leggevi il post della Silvia Sardone, scoprivi che era un immigrato, il classico figlio del barcone, che rispediremo presto a casa sua, signori, perché l'Egitto mi pare che sia tra i paesi sicuri. Sì, c'è qualche pesce cane che ti mangia ogni tanto, però pare che sia nella lista dei paesi sicuri, che non ha fatto l'Italia, ma in questo caso verrà fatta propria dall'Unione Europea. Bada ben. Mogliamo Il Giornale. Dove vado? Dai.
Ditemelo voi, il tempo è stupendo, ma devo resistere, no, se no dopo mi girate su Radio Popolare, se il più bello arriva subito è Repubblica. Sì, so che vi piace, vi faccio soffrire un po', anche se sul tempo viene intervistato il sindaco gay che ha vinto a Pordenone. Resisto e non vi leggo l'intervista per farvi restare lì. Un saluto a voi che mi seguite in coda, siete codosi anche oggi verso Milano, tranquilli, qualunque grande città, mica solo Milano, c'è coda a quest'ora, ma voi avete scoperto sulla vostra autoradio la banda DAB, e nella banda DAB si sente Radio Libertà senza utilizzare internet da tutte le parti, non solo a Milano, ma anche a Bologna, a Roma, a Napoli, anche a Napoli. Se provate, se avete parenti o amici che hanno un'auto recente, gli dite uè, schiaccia DAB sull'autoradio e cerca Radio Libertà. Chiaro che se non volete fare casini perché è troppo complicato schiacciare i bottoni sulla vostra automobile, tranquillamente ci potete ascoltare sul sito radiolibertà.net, sulla app di Radio Libertà. Siamo tornati nell'App Store, c'era gente preoccupata, non trovo più Radio Libertà, non esistete più. Semplicemente non stavamo simpatici a Google, perché siamo un po' razzisti, un po' estremisti, si sa, rispetto ai ben pensanti del pensiero unico, e quindi per un mesetto e passa non c'eravamo su Google. Tu cercavi l'app di Radio Libertà e non c'era, adesso c'è. Bada ben, bada ben. Ciao anche a voi che siete a casa, canale 252 del televisore, ci ascoltate in tutta Italia. Se il vostro TV è collegato ad internet, e ormai quasi tutti i nuovi televisori, se ne compri uno nuovo, c'è il wifi, lo colleghi all'internet e addirittura ci puoi vedere. Che cacchio vedi a quest'ora? Che qualcuno se lo chiede, ma cosa si vede in televisione? Il faccione di Sammy Varin, se faccio qualche faccia strana che Francesco me la riprende, altrimenti le pagine dei quotidiani. Ad esempio adesso c'è inquadrato sulla sinistra il quotidiano Il Tempo con l'intervista al sindaco gay che dice: io sindaco gay vi dico altro che omofoba, questa è la destra di libertà e diritti. Te capì? Ma non ve la leggo questa intervista, dopo. A destra c'è invece inquadrato Repubblica con Mattarella, chiaramente i nostri ossequi, i nostri auguri al presidente ricoverato per un pacemaker, ma soprattutto il virgolettato in centro pagina: Putin non vuole la pace. Chi dice ciò? Ma la bravissima Callas, alto rappresentante UE per gli esteri. Non temo le minacce di Mosca. Ma sì, gli facciamo ancora un po' di dazi anche alla Mosca, che contenta. La Casa Bianca non firma il documento di condanna del G7 sulla strage russa a Sumi. E anche qui la domanda che vi continuo a fare: ma come mai la Casa Bianca non ha firmato il documento di condanna del G7 sulla strage russa a Sumi? Ne hanno ammazzati tanti, c'erano anche dei bambini. Come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? Vediamo se Repubblica avrà il coraggio di scriverlo. Ma zero dazi, no di Trump all'Europa, fumata nera sui dazi tra USA e UE. Nel corso dei colloqui di ieri tra i rispettivi responsabili del commercio è stata respinta la proposta europea di azzerare tutte le tariffe sui beni industriali, incluse le auto. Tensione anche con la Cina, che ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare ulteriori consegne di jet Boeing e di sospendere qualsiasi acquisto da aziende statunitensi. Naturalmente la frase di Meloni, e devi stare attenta a dire ste cose, Meloni sul viaggio a Washington: momento difficile, ha detto. Dire momento difficile, ragazzi miei, ha scatenato la fantasia di tutti i giornalisti belli e brutti. Sì, dopo ci vado su Repubblica, perché alla fine la verità salta fuori. Come mai il G7, l'America non ha condannato quella cosa di Sumi? Ve lo dico tra poco, dai. Sulla Stampa no, grazie, vado avanti ancora. La Verità, vi leggo la prima pagina della Verità, secondo me è un titolone, questo, e suona veramente bene, tanto che io ci farei una canzone. Lotta all'invasione nelle urne, naufraga la lista musulmana.
Guarda che bellissimo, eh? Lotta all'invasione nelle urne, naufraga la lista musulmana. Lotta all'invasione nelle urne, naufraga la lista musulmana. A Monfalcone, l'ennesimo fallimento di Sumaoro. Ecco, io non la metterei giù ancora col povero Sumaoro, i suoi stivaloni senza fango, perché non ce l'avevano il fango. Nella città più straniera d'Italia, scrive La Verità, non sfondano lo stereotipo del povero migrante vessato e la pompatissima pompa lotta degli esponenti islamici a favore delle moschee abusive. Non sfondano. Trionfa il centrodestra, sindaco ancora leghista. Te capì? Te capì? Ragazzina picchiata e violentata per strada da un nordafricano nel Varesotto. E qui naturalmente parleremo anche con Alessandro Morelli, se lo troviamo alle 9, per capire di chi è l'errore, perché giustamente siamo a Busto Arsizio, Busti Grandi, dietro casa mia, dove c'è un sindaco non della Lega, devo dire, ma comunque di centrodestra. E il sindaco, giustamente, l'assessore alla sicurezza, dice questo non doveva essere qua, questo musulmano, no, che cosa c'entra musulmano? Egiziano di 21 anni, già pregiudicato, non doveva essere qui. Perché era qui? Cosa manca? Quali altre leggi più cattive dobbiamo fare? Si è appena fatto il decreto sicurezza della Lega, che è stato un po' annacquato da Mattarella, ci mancherebbe, e non bisogna mandare in carcere le zingarelle col pancione, tutte queste cose. Dove dobbiamo ancora lavorare maggiormente? Ad esempio sulla lista dei paesi sicuri, che mi pare abbia incluso anche l'Egitto. Lo rimandiamo a casa questo 21enne egiziano violentatore, Gli mettiamo le fascette, chiaramente. Sì, mica che faccia un casino sulla nave che lo porta in Albania, Gli mettiamo le fascette. Andiamo avanti, lo sapete, stiamo anche un po' scherzando, sono le 7.58, vi state addormentando perché finora avete sentito la rassegna stampa di Rai 1 o di Radio 24 e non pensavate che su Radio Libertà c'era Sammy Varin che fa una cosa che non fa nessun altro. Ride e scherza leggendo una notizia e l'altra sempre più drammatica. No, ti giuro, io ho sentito 10 minuti di rassegna stampa di Rai 1 questa mattina alle 6, ma roba... da tagliarsi le vene, ma davvero, Cioè, ma a me dispiace anche che mettano in onda queste cose, perché uno alle 6 del mattino già c'ha i suoi cazzi, magari gli aspetta anche una giornata di merda, sente 10 minuti di rassegna, basta, prende un coltello, la fa finire, ma per favore, ma per piacere. In alto mare la trattativa USA-UE sui dazi, vedi che la mette già diversa, La Verità, respinta la proposta europea di azzerare le tariffe su beni industriali auto. Ma che cazzo ne andiamo a fare poi? Cioè, ma diventiamo egiziani noi a fare ste proposte? Calma! Tycoon concentrato su Pechino, ci vuole fregare. Ieri vertice a Palazzo Chigi, il premier, è un momento difficile, faremo del nostro meglio. Un mondo difficile, vero? Che facciamo? Ci fermiamo? No, perché c'è l'ultimo titolo. Mattarella in ospedale, gli serve un pacemaker, che non è gentilissimo proprio come titolo, ma in alto scrivono: nel pomeriggio era intervenuto a gamba tesa in favore delle cose. Che mai sarà successo, dico io? Non vi dico niente di più, però ci state arrivando da soli, Cosa avrà detto Mattarella sulle coppie gay? Parlando di che cosa? Lo scopriamo tra poco. Adesso c'è la canzone indipendente con il pianista Massimo Magni, che ci manda anche un saluto dopo il jingle, giusto? Chiedo al regista. Sì, jingle, saluto di Massimo Magni e il suo pezzo chiaramente da piano. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Come state? Quello di oggi è un brano che ho composto nel 2022 ed è incluso nell'album Face to Face.
in uno stile che ricorda le celebri ballate irlandesi. Buon ascolto a tutti. E meno male che Massimo Magni c'è, il pianista del giorno che ci dà una grande mano a risvegliarci con il suo Irish Reel. Cercatelo su YouTube, basta scrivere Massimo Magni. Uela, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Salutiamo anche chi ci saluta sui siti, sulle piattaforme più disparate. D'altronde oggi una radio non è più solo una radio, lo sapete, siamo televisione sul canale 252, ma anche sui social, way, cercando Radio Libertà, cercando anche semplicemente Sammy Varin, Samuele Varin, siamo in diretta anche lì, grazie a voi che mi sbirciate su Facebook e su YouTube, su Facebook anche nella pagina di Lega Salvini Premier. 1.200.000 persone che sbirciano il faccione di Sammy Varinone. Che figura di... No, ma ascoltate anche quello che vi propongo come rassegna stampa, che quello che vi dico io, siete sicuri, non lo dice nessun altro, per fortuna, tu dici. E WhatsApp, certo, i vostri messaggi, se volete comunicare velocemente con me per mandarmi magari a quel paese, scrivetemi un messaggio al 340 6709 659. È velocissimo e così io vi leggo subito il WhatsApp arrivato 340 67
09 659, l'ultimo è arrivato proprio poco fa. Buongiorno a tutti, buongiorno, un grazie agli elettori del Friuli che con Forza Democratica hanno respinto il partito musulmano e soprattutto le rosse, il vero cancro mondiale. Distinti saluti da Corrado. Il metalmeccanico da Treviso è tornato un po' positivo, vedi? Ci vuole il Varin, meno male ce l'ho fatta a rendere positivo il nostro metalmeccanico da Treviso, che è sempre giù di morale con questa Europa. Leile, perché Mattarella non ospita al Quirinale Zingarelle col pancione, rispondendo in prima persona di ciò che si fregano? Va lo spiritoso, dai. Londra e Parigi le provano tutte per scatenare la terza guerra mondiale. Quei personaggi tipo Lucano e Sumaoro sono l'espressione più evidente dell'imbroglio sinistroide. Vedi che avete le idee chiare, no? Ti dico, a me fanno pena, poveri. No, ma li hanno scelti proprio per questo. Perché fanno un po' pena, perché hanno un po' la faccia da sfigati, come i rappresentanti della sinistra. Oh, si scherza, non voglio querele, mi raccomando. Questi Verdi e sinistra AVS hanno un po' la faccia da sfigati. Sì, la Salis non tanto, lei, sai, è figlia benestante, il padre è super perché è pronto anche lui a denunciarti. Lei occupa case e il padre ti denuncia. Però, capisci, hanno scelto bene, scegliendo quelli un po' sfigati che poi alla fine non c'entrano mai niente perché fanno gli altri, loro non sapevano. Caro Sammy, povera mummia, la Giorgia gli ha fatto venire il crepacuore. Che ingrata, non scherzare. Enzo, chiediamo scusa da parte di Enzo, scusatelo, non sa quello che dice. L'America non ha ancora condannato il bombardamento di Sumi e allora questi demoniaci di sinistra bisognerebbe dirgli perché non condannano loro le stragi di Israele a Gaza, anche recentemente su ospedali, perché secondo loro ci sono terroristi dappertutto. Certo che le cose vanno avanti così, di terroristi ce ne saranno sempre di più. Olè, e vai. Buongiorno Sammy, visto la situazione clinica di Mattarella, non sarebbe il caso di chiederne le dimissioni? Fabio, cioè sei l'unico che dice una cosa del genere, l'unico. Posso andare su qualunque, oggi tutti dicono auguri Mattarella, ossequi Mattarella, anche se il giorno prima che ha fatto, lo scopriamo. Auguri di cuore, vedi che mi fanno gli auguri Maurizio, grazie, auguri a Mattarella e auguri a Sammy Varin, perché andremo a fare una cosa non proprio uguale, no, io non vado, no, pacemaker, io sono svalvolato e ho bisogno di una valvola nuova, diciamo la verità. La vittoria costruita dall'operato dell'Anna Maria Cisint, un vero doge con la gonna. Questa è bella, da titolo Un doge con la gonna, che non ci sta male, mica per i gusti sessuali, perché insomma lo scozzese c'ha la gonna, grandissima leghista anti-islamica, percentuale alla Renzi per Sucamoro, ho sbagliato a scrivere, Sumaoro, fin troppo. Ciao Sammy, Luca da Milano, buona Padania. Oh, sto leggendo i vostri messaggi, adesso l'ultimo, perché poi dopo mi dite che non faccio la rassegna stampa, e ci avete ragione. Devo tradurre. A Monfalcone il partito islamico ha preso il 3%? Ma è ancora troppo, scrive Bruno. No, Bruno, non è troppo, anche perché non sono arrivati al 3%, per fortuna. Così non entra nessuno in consiglio comunale, ma almeno uno io ce lo farei entrare. Ce lo farei entrare per scoprire chi è e dove vorrebbe portare Monfalcone. E attenzione, l'esperimento di Monfalcone lo sapete che verrà ripetuto da tutte le parti, ma certo, ma minimo, ma non ci credete, ma guardatevi intorno. Se il vostro paese, la vostra città va ad elezioni, se c'è una comunità numerosa di immigrati, vedrai se non salta fuori. Chiaramente sarà il PD che sobillerà la nascita di un partito islamico sotto casa vostra.
basta, mi fermo, no, non tentatemi, gli altri messaggi li leggiamo più tardi, c'è tempo, Sammy Varin. Oh mamma mia, c'è la TikToker Rita De Crescenzo sulla Stampa. No, vabbè, dai, vi leggo la Stampa, dai. Ucraina, Trump affonda il G7. Ok? Gli Stati Uniti non firmano documento di condanna del G7 sull'attacco russo di Sumi. La motivazione è che Washington teme che una presa di posizione simile potrebbe compromettere lo spazio negoziale. Hai capito? Le conseguenze della frenata americana sono che il documento difficilmente vedrà la luce, senza gli USA il peso politico e l'efficacia scemano. Sarà questo il vero motivo? Lo scopriremo solo vivendo. Però tra i tanti titoli oggi sulla Stampa, imperdibile, chiaramente, ragazzi miei, soprattutto voi comunisti ben pensanti al caviale, vi beccate la TikToker di Roccaraso, un'intervista paginone oggi sul quotidiano La Stampa, ragazzi, che ha sempre la puzzetta sotto il naso e si beccano la TikToker. Perché probabilmente sarà la prossima responsabile del PD, probabilmente. No, andrà coi 5 Stelle. Ma poi guarda che richiamone in prima pagina, c'è quasi tutta l'intervista in prima, ma poi prosegue anche dentro. Ma che populismo! Uno vale uno, vaffa dei, roba vecchia. La nuova eroina anticasta si chiama Rita De Crescenzo, cantante, tiktoker, influencer napoletana, molto napoletanissima. È la donna che ha trasformato l'innocente Roccaraso nella metropolitana di Pechino all'ora di punta, semplicemente annunciando che ci sarebbe andata. Poi ha riempito paginate di giornali con la sua partecipazione alla manifestazione di Conte e adesso annuncia o minaccia di entrare in politica. E qui davvero si vola. La realtà supera l'immaginazione, ma forse c'è un metodo in questa follia e di certo qualche consigliere. Restano l'esuberanza vernacola e ruspante, la battuta pronta, il tu di default, più che populista, popolana. Io una star? Guagliò, ma quale star? Io sono ragazza semplice, vengo dai vicoli del pallonetto di Santa Lucia, ne ho passate tante, droghe, psicofarmaci, violenze, ho avuto un'infanzia terribile e un figlio a 13 anni e mo voglio dare una mano a gente che ha avuto delle vite difficili come la mia. Parlo a persone come me. Dan, da, da, dan. Alberto Mattioli, oggi sul quotidiano La Stampa, guarda qua che paginone. Mamma mia. Pagina 19. Come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? Il quotidiano La Stampa regala un paginone. Da TikTok alla politica, la gente mi segue, non so chi è Putin, mio marito uguale a Trump. Ho sempre amato Berlusconi, ma non ho mai votato. Fonderò un partito con Maria Rosaria Boccia. Rimetteremo subito il reddito di cittadinanza. O poco cane. Ragazzi, paginone oggi sul quotidiano La Stampa, chiaramente. Lo compriamo e lo regaliamo al nostro vicino di casa che vota PD. Mamma mia. Visto che sono sulla Stampa, vabbè, fatemi stare ancora qualche minuto. Il cappotto di Meloni, pagina 6 e pagina 7. La premier vola a Washington per incontrare Trump. Un viaggio in bilico tra la difesa degli interessi nazionali e il gioco di squadra con i paesi del nostro continente. Quale sarà la sua strategia? Lo chiederemo anche alle 9 ad Alessandro Morelli. Intanto La Stampa mette una doppia pagina intitolata Il cappotto di Meloni. L'imprevedibilità di Donald e il rischio trattamento Zelensky. La Meloni trattata come Zelensky? No, per favore, ma porta una sfiga La Stampa. Tra la TikToker e il cappotto di Meloni, tocchiamoci, forza, autoerotismo mattutino che fa bene. In missione contro l'isolamento, il bivio della Pasqua americana. Ma nel cappotto della Meloni ci sono anche i sovranismi e l'economia, le battaglie più complicate e il primo vertice bilaterale e lo slalom europeista. Tutti articoli fitti
scritti piccoli da leggere per voi che comprate il quotidiano La Stampa. Dove vado per riprenderci? Abbiamo bisogno di riprenderci, andiamo sul Libero. Andiamo sul Libero, la prima pagina di Libero porta bene, oggi Libero è da comprare, da sventolare sul pianerottolo sempre con il vostro amico vicino di casa che vota PD. Libero, è la democrazia, bellezza. Neanche gli islamici votano il partito islamico. A Monfalcone il gruppo sostenuto da Suma, Oro, non va oltre il 3%, ma gli imam attaccano Lega e neosindaco, vincono grazie alla paura. Prendo fiato però, e sai com'è? Visto quello che combinate, visto che non avete aderito a nessuna convenzione internazionale perché voi siete islamici, vi siete fatti la vostra convenzione, un po' di paura ci viene anche. L'immigrazione incontrollata, ci scrive Daniele Capezzone, un flop che non deve far abbassare la guardia. Anche perché, lo scrive un altro giornale oggi in prima pagina, e il 3% è solo l'inizio. È solo l'inizio. Questi zitti, quatti, poi salgono. E già, e poi è troppo tardi se adesso non stiamo con una lente di ingrandimento a guardarli. Capito, mi hai? Mario Secchi, a proposito delle trattative sui dazi, Meloni oggi parte per Washington da Donald per superare ogni ostacolo. Oh, ma avete cacchio. Cioè, ragazzi, ma bisogna essere giornalisti di Libero per scrivere una roba diversa, eh? Capite la differenza? Che questa frase, un virgolettato, l'ha detta la Meloni, ma non viene ripresa dai giornali, perché scrivono invece è un momento, brutto momento, da Donald per superare ogni ostacolo, perché l'Italia ha sempre superato ogni ostacolo, magari facendo le banderuole in passato, sì, ma che ti frega, l'importante è superarlo sto ostacolo, anche perché, scrive Mario Secchi oggi, il direttore di Libero in prima pagina, adesso siamo noi la voce dell'Europa. Che non so se è una bella cosa, anche qui, visto che la rassegna stampa la facciamo insieme. Mi fate sapere al 340-6709-659 se siete d'accordo con questa cosa. Adesso siamo noi la voce dell'Europa? Siamo noi, era quella lì. Però è una frase che suona bene. Suona bene. Che faccio? Sono indeciso. Sono su Libero e rimaniamoci. Sì, dai, restiamoci. Vado dentro e a pagina 2, che bello, ma io non me ne vado più dal Libero, ragazzi. Io faccio tutta la trasmissione con il quotidiano Libero. Pagina 2. Il verdetto delle urne, le comunali in Friuli Venezia Giulia, elezioni a Monfalcone, il partito degli islamici prende meno del 3%, ma Soumahoro esulta. Ma perché sorride sempre Soumahoro? Un po' come Lucano, esatto, sorride sempre. Ma perché? Che cacchio c'ha da ridere? A me piace, io ci farei una cena, con Soumahoro, ma va bene anche il couscous per una volta, un po' di cagherella fa bene, però nel Goriziano trionfa il centrodestra a trazione Lega. Disastro della lista di soli stranieri, Italia plurale, creata da Boubacar Soumahoro. Il suo pupillo non entra neanche in consiglio. Zitto, che sono lì adesso a contare. Meglio contare, questi sono i cinesi che parlano così. Contiamo, ricontiamo, perché se arrivano al 3% entra il pupillo. E dire che in città 1 su 3 è immigrato. Tu dici, ma
perché non hanno il permesso di soggiorno, non hanno votato, quindi sono quasi tutti regolari. Sammy Varin, neanche gli immigrati votano il partito di Soumahoro, scrive Alessandro Gonzato, segretario d'Italia Plurale, nella cui lista a Monfalcone in provincia di Gorizia c'erano solo musulmani. Il candidato a sindaco, il senegalese Bou Konate, si è fermato al 2,94%. Significa che l'Italia Plurale non è nemmeno entrata in consiglio comunale, salvo ricorsi e riconteggi. Io mi fermo, perché adesso vedrai che li continuano a contare finché non si arriva al 3%. Vabbè. Intervista a Luca Fasan. È lui il nuovo sindaco di Monfalcone, tra parentesi, della Lega. I musulmani moderati preferiscono le nostre regole. Votano Lega, i musulmani regolari moderati. Il neo sindaco aveva previsto il fallimento di Konate, lo hanno accusato di aver strumentalizzato la religione. Nero certo della vittoria, non solo di questa, si percepiva l'aria, va detto, ma ammetto che siamo andati oltre le aspettative, scrive il neo sindaco della Lega di Monfalcone, Luca Fasan. E di cos'altro era certo? Del risultato basso della lista Italia Plurale, perché non mi va molto di giudicare l'operato degli altri, però evidentemente a una parte della comunità islamica non è piaciuto il comportamento di Konate, che è il capo del centro culturale Darus Salam. Su Facebook, durante la campagna elettorale, era nato un gruppo formato da soli musulmani, soprattutto bengalesi, che accusavano Konate di avere strumentalizzato alcuni messaggi religiosi a uso personale. Ovviamente me l'hanno riferito, lo voglio sottolineare, perché in questo gruppo scrivevano solo in arabo. Ma chi me l'ha detto mi ha trasferito il malcontento di una fetta di quel potenziale elettorato. Luca Fasan, 60 anni, nato nel Milanese, il nuovo sindaco di Monfalcone, 30.000 abitanti in provincia di Gorizia, profondo nord-est. Era assessore uscente alla cultura e promozione del territorio, eletto consigliere comunale del 2022, commerciante e amministratore unico di un'azienda dell'edilizia. Leghista, è stato il candidato del centrodestra unito, coalizione che ha trionfato con il 70,8% delle preferenze, 8.272 voti. Oltre al Carroccio, 31%, Fratelli d'Italia 9,7%, Forza Italia 5,7%, Cisinte per Monfalcone, la lista civica dell'ex sindaco diventata europarlamentare, al 24% e il Popolo della Famiglia 1,2%. Parliamo col sindaco poco prima della proclamazione. Non voglio essere sgarbato, le chiedo scusa, possiamo andare veloci, altrimenti iniziano senza di me. Sarebbe un inedito. Comunque diceva che non si aspettava un consenso simile, scrive Libero. Si tratta di una dichiarazione importante di fiducia da parte dei cittadini, dice il neosindaco. È un forte attestato di stima che ci onora e che ci chiama ancora una volta al senso di responsabilità nei confronti di tutti. La sinistra vi ha accusato di fomentare la paura? Guardi, i monfalconesi hanno scelto chiaramente la continuità, il pragmatismo, il nostro modo di concepire la città e il suo sviluppo. Hanno confermato un modello di amministrazione che si basa sui fatti, non sulle parole né sugli attacchi. Stando ai vostri calcoli, vi ha votato anche una parte di comunità islamica? Secondo voi? Risponde il neosindaco, più che sui calcoli mi baso sugli incontri elettorali di questi mesi. Sì, le dico che un centinaio di appartenenti alla comunità islamica ci aveva assicurato l'appoggio. Si capiva che ci avrebbero votato veramente. Abbiamo avuto il sostegno della parte più moderata della comunità musulmana, quella che si è perfettamente integrata, che lavora e che chiede il rispetto delle regole da parte di tutti. Dovrebbero essere presi a modello dagli altri, già quelli che per loro sono importanti le leggi italiane. Forse più importanti della Sharia, però ci metto un punto interrogativo. Come siete arrivati a una vittoria di queste dimensioni? Con le dimostrazioni date nel corso del tempo, con una squadra voluta dall'inizio dalla Cisint, che con impegno e passione ha saputo mandare un grande messaggio alla città. Abbiamo sempre messo davanti a tutto e tutti le esigenze dei cittadini. Così l'intervista quest'oggi al neosindaco di Monfalcone, il leghista Luca Fasan. Siamo sul quotidiano Libero. Che giro? Perché?
perché poi c'è anche la fatua del Lukoil, la fatua degli imam all'ex sindaca leghista, che salutiamo molto spesso, nostra ospite, Anna Maria Cisint. L'Unione delle Comunità Islamiche Italiane attacca Anna Maria Cisint, una politica mediocre e dannosa. Ha vinto solo alimentando divisioni. L'eurodeputata pensano che i cittadini siano cretini, il PD complice, scrive oggi Massimo Sanvito su Libero. La fatua, un piatto da servire caldo, misto al rancore della debacle. Ai fornelli c'è Lukoil, ovvero l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, che prova a cucinarsi Anna Maria Cisint, ex sindaco di Monfalcone, nonché europarlamentare della Lega e neoconsigliere comunale nella cittadina friulana della lista che porta il suo nome, colpevole di non voler cedere alla Sharia nelle istituzioni, e all'inesistente trasparenza dei famigerati centri culturali, che altro non sono che moschee abusive. Se volete godere, oh pardon, se volete avere informazioni, pagina 3 quest'oggi del quotidiano Libero. Ringrazio coloro che hanno creduto in questo progetto, è una vittoria. Questa è l'estasi di Sumaoro. L'intervento di Matteo Salvini, altro che ius soli, velo islamico e clandestini. I cittadini hanno risposto. Il governatore Fedriga un premio alla buona amministrazione e all'impegno quotidiano. Intanto Dem KO pure a Pordenone, stravince Fratelli d'Italia. Alessandro Basso, il nuovo sindaco di Pordenone, la coalizione colazione ha scritto di centrodestra, ha vinto col 54,03%, Fratelli d'Italia 22,52%, lista Ciriani 11,15%, lista Basso 8,83%, entrambe queste ultime capeggiate da esponenti di Fratelli d'Italia contano su ben il 42,5% delle preferenze totali. Il candidato Dem Nicola Conficoni ha ottenuto il 35,61, PD al 19,85. Sono davvero felice per un risultato che non solo rispecchia le previsioni, ma ci regala addirittura soddisfazioni più ampie di quanto ci aspettavamo al termine di una campagna elettorale che è stata molto bella e molto intensa, ha detto Basso, che lascerà il seggio da consigliere regionale. Sento il grande peso di rappresentare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro Luca Ciriani, l'ex sindaco Alessandro Ciriani, e il mio impegno è di crescere ulteriormente, di fare ancora meglio in città. Abbiamo dimostrato di saper superare ogni antagonismo, aggiunto, e ancora la soddisfazione ancora maggiore per la risposta della città univoca. Abbiamo prevalso ovunque grazie a tutti gli elettori di Pordenone e ricordiamolo, nel 2027 Pordenone si freggerà del titolo di capitale italiana della cultura. Così quest'oggi sul quotidiano Libero, che però giustamente mette in guardia verso il futuro. Resta il caso politico, scrive oggi Daniele Capezzone su Libero, la vittoria a Monfalcone non oscuri l'immigrazione incontrollata e i suoi effetti. Quindi attenzione, continuiamo a tenere gli occhi aperti, sì, festeggiamo Aleo, ci mancherebbe altro, però attenzione, perché si sono fatti il partito islamico, adesso se lo faranno dappertutto. Vedrete, Mago Varin dice questo ed altro. Ancora un minuto per il quotidiano Libero. Picchiata e violentata a 14 anni dal 21enne conosciuto sui social. A Varese un'altra vicenda di abusi sessuali su una minore, la grida della ragazzina udite da testimoni che hanno allertato le forze dell'ordine. Quando sono arrivate il nordafricano stava ancora abusando della vittima. Per lei 50 giorni di prognosi. Ma sono due pagine strapiene di brutte notizie. A Firenze, fermato per rapina, confessa un omicidio, e più in basso Padova, 2 ore di incubo, esce di galera, sequestra una donna e la stupra. Guerra delle grucce fino a Roma, 2 cinesi trucidati in un agguato, la scia di sangue che preoccupa la commissione antimafia. Le vittime sono un uomo e una donna. Lui aveva precedenti ed era sospettato di essere coinvolto nella faida per aggiudicarsi il ricco affare degli Appendini nel grande distretto tessile di Prato. Una guerra da
tra cinesi. E subito sotto, dopo Cassino, la rivolta dei carcerati scoppia a Piacenza. Protesta contro il sovraffollamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ciclone in arrivo sull'Italia, la giornata risulterà perturbata su buona parte del nostro paese. Al mattino piogge temporali anche forti al nord-ovest e in Sardegna con rischio nubifragi. Qualche precipitazione anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio ancora intenso maltempo al nord e sulla Toscana, ma qualche pioggia potrà interessare anche Umbria e Nord Lazio, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti, e qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Si chiama Aurora. Beh, è una big questa qua, questa sta facendo un grande successo anche perché è sua la colonna sonora di Adolescence su Netflix. The Flow, il peso delle inquietudini, mamma mia, siamo tutti noi pesanti e pieni di inquietudini, ormai lo scrivono su tutti i quotidiani, la frase di Meloni campeggia su di noi, è un brutto momento. Cos'è che non la voglio leggere perché cioè, dice sempre cose belle la Meloni, è un momento difficile, è un mondo difficile, è un momento difficile, ha detto la Meloni, ripresa da tutti i giornali, ma ha detto anche altre cose, ha detto che noi italiani siamo forti, che ce la caviamo sempre, e che cavolo, un po' di ottimismo ogni tanto. No, il problema è che poi se vai su Repubblica mi è caduto l'occhio, che non mi deve cadere l'occhio, quando mi cade l'occhio, allora da una parte c'è il trionfo della Lega a Monfalcone, la città con più immigrati, giri pagina anche sul sito online, le mosse dei partiti, Lupi candidato sindaco di Milano, virgolettato, la cena a casa, la russa per il dopo sala. E basta, io non vado più avanti. È Lupo De Lupi, è candidato a Milano. Cioè, così non se ne parlava, era da qualche settimana che non parla, forse anche qualche mese, che ci eravamo dimenticati che c'è da eleggere un sindaco anche di centrodestra, se possibile, a Milano. Ed è ritornato Lupi, va bene, no, ma tranquilli, ma è caduto l'occhio, a volte l'occhio cade, certo. WhatsApp al 340 6709 659, perché in questa bella non rassegna stampa ci sono soprattutto i vostri messaggi. E allora sentiamone uno audio sul cursore che dice questo. Voilà. Sfigati quanto vuoi, ma Bonelli, Fratoianni, la moglie, Sumaoro, minchia, ci costano 15.000 euro al mese. Io non so chi di noi può essere disposto a pagare cervelli così arrugginiti 15.000 euro al mese. Ma ti rendi conto? Cioè noi paghiamo delle nullità di color marrone 15.000 euro al mese. Cioè, ripetete con me, 15.000 euro al mese. No, prendo le distanze assolutamente, rispetto per chi si candida, ma soprattutto per chi è votato, ragazzi miei. Cioè, questi sono stati votati da migliaia e migliaia e migliaia di italiani. E un motivo ci sarà, taradabunzi bunzi ba. Sammy, ti faccio gli auguri per la rettifica delle valvole. Sì, sono svalvolato. E ti giro l'aforisma del mio cardiologo. Attenzione, il cuore è come una prostituta, quando smette di battere è finita. Non sento le risate. No, è bella, dai, è bella, però, vabbè, uno dice, ma facciamo un gourmet, però ci andremo a rimettere a posto. Se ci va Mattarella, ci va anche Sammy Varin. Oh! Ciao Sammy, anche gli islamici in Italia, quando possono votare in segreto, hanno dimostrato di saper scegliere tra la libertà e la schiavitù, da cui sono fuggiti. Complimenti a loro, scrive Mario, vero? Un bel segnale il voto di Monfalcone. Onore alla Cisinte. Queste sono le battaglie della Lega che la distinguono da altri ambigui partiti. È vero, Mario, e però ci deve essere un candidato della Lega. Chiaro che dove non c'è arriva Fratelli d'Italia che ha stravinto a Pordenone, ma va bene così, assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Ciao Sammy, vorrei avvisare quei retrogradi alieni, chi sono? Che nell'italica penisola la loro pseudo-religione sorta a legge è contro la Costituzione dello Stato italico in cui essi vivono. Oh Luca, non è che tu proprio sei d'amore d'accordo con lo Stato italico, e ciò che stanno facendo in piena impunità lo possono fare solo perché nessuno ha il coraggio di metterli fuori dalle palle. Il voto di ieri dimostra solo una cosa: o vivono e si convertono alle nostre leggi, o è meglio che se ne vadano fuori dalle gonadi. È chiaro, il nostro amico Luca, non dico convertirsi alle nostre leggi, però lo diciamo pure, sì, è vero, questi hanno il Corano in mente e la Sharia è quella che partecipa alla loro vita quotidiana, è la costituzione della loro vita. Punto.
ritorno sui giornali e dopo ritorniamo sui vostri WhatsApp. Grazie naturalmente a tutti voi che mi state scrivendo. I custodi delle tombe, l'ultima segnalazione bellissima da Libero. I custodi delle tombe, si aprono le tombe, si levano i morti, se non si levano i morti almeno bisogna tenere pulita la tomba. Curano i sepolcri per conto dei parenti che non riescono, perché non abbiamo tempo, non abbiamo voglia. Noi ci ricordiamo sempre dei morti, però molto spesso non abbiamo tempo né voglia di andare a trovarli al cimitero, ed è un atto che tutti dobbiamo fare, ed è colpa un po' di tutti, anche di Sammy Varin, che non ci va spesso. Un atto di generosità diventato lavoro, scrive oggi il quotidiano Libero, Luca Puccini. Dalla pulizia delle lapidi al cambio dei fiori, a Oristano c'è un'agenzia che provvede su commissione alle mansioni cimiteriali, e succede anche in molte altre città. Sì, curano i sepolcri per conto dei parenti che non riescono. Attenzione, c'è sempre stata questa cosa, anche qua da noi ci pensava la nonna o qualche nonnetta, tra virgolette in senso buono, qualche vecchiettina che comunque curava i fiori anche di altri, e gli dai la mancia alla fine del mese, mica tanto mancia, quella ci mette i fiori, glieli devi pure pagare. Adesso addirittura sono le agenzie che fanno questa cosa, tanto per... Vado via, volo, svolazzo via, sono sul Corriere, attenzione, pericolosamente all'interno del Corriere, ma scopriamo cose inaudite che però scrivono tutti i giornali, lo scrive anche Repubblica. Prima di tutto, Ucraina, nuovo strappo USA al G7, ma Rutte dice la NATO è con Kiev. Ma cos'è successo? Come mai c'è stato lo strappo USA al G7 e non ha condannato la strage di Sumi? Guarda qua. Salta il governatore di Sumi, ha messo a rischio i civili. Artyuk, questo è il nome del militare politico ucraino, governatore di Sumi, paga per la cerimonia militare in città di domenica scorsa. Lui si difende, non l'ho autorizzata io. Che la strage della Domenica delle Palme a Sumi e quella dei bambini avessero delle conseguenze politiche era prevedibile. Prima di tutto conseguenze fisiche terribili, tanti morti, psicologiche per tutti noi che siamo rimasti di merda, ma soprattutto qualcuno ha fatto qualcosa che non doveva fare. A cadere dopo il raid russo nella città settentrionale ucraina è la testa del governatore della regione di Sumi, rimosso dal suo incarico. Motivo: Vladimir Artyuk avrebbe autorizzato una premiazione a membri delle forze armate proprio domenica, giorno in cui la Russia ha lanciato 2 missili balistici sul centro della città, provocando morte e devastazione. Capito? Cioè, praticamente era lì che premiava i soldati, la consegna di attestati e medaglie ai nostri ragazzi, agli eroi, a una delle brigate, la 117esima, tutti ne parlano, tutti ne scrivono, quindi non è un segreto, dice lui, però c'è stato un attacco terroristico proprio in quel momento che tu hai organizzato questa premiazione quindi hai aiutato la Russia a giustificare il suo attacco terroristico. Qua mi fermo, però ne parla con mezzo paginone il quotidiano Il Corriere, che mi sembra già un passo avanti. Nella pagina dopo si parla del Colle della legge Morandi, discrimina le unioni civili e le vittime dei disastri. Cosa vorrà dire? Il presidente Mattarella promulga la legge Morandi, e quindi la legge che deve dare risarcimento alle persone che sono morte dopo il crollo del ponte Morandi, ma scrive a Camera e Governo: vizi di costituzionalità. Oh Madonna Signor, sale è successo. 14 agosto 2018 il crollo del ponte Morandi di Genova causò la morte di 43 persone. Il 20 marzo scorso è stata approvata una legge per risarcire i familiari delle vittime, che Mattarella ieri ha promulgato, perché lo sapete è obbligato a firmare le leggi, ma
può anche scrivere qualcosa. Mattarella ha ravvisato profili di incostituzionalità sul fatto che i risarcimenti spettano ai figli del coniuge superstite, escludendo i figli delle coppie conviventi o di unioni civili, tutelati da sentenze della Consulta. Mattarella chiede poi di rimodulare la limitazione dei benefici alle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, perché non scuole o ospedali. Ecco i rilievi di Mattarella, che li scopriamo pian piano anche dopo, se volete. Mi piacerebbe fare il terzo mandato, questa possibilità va data a tutti. Pagina 15, Il Corriere, Cesare Zapperi, intervista Fedriga. Un leghista dopo Zaia? Io penso che si debba scegliere il migliore candidato. Presidente, lei è poco meno di metà del secondo mandato, le piacerebbe farne un terzo? Sì, mi piacerebbe, perché stiamo lavorando bene, risponde Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, ma la scadenza è ancora lontana, primavera 2028, quando sarà il momento dovrò avere l'entusiasmo per continuare l'esperienza. Però serve una legge, siete pronti a vararla? Ho sempre detto che la decisione spetta al Consiglio regionale, non faccio forzature, se la maggioranza mi chiederà la disponibilità a continuare, valuterò il da farsi. Ad oggi ci pensa, sono ben disposto, ma allora ha ragione il suo collega Zaia che lamenta una discriminazione tra regioni autonome come la sua e ordinarie come il Veneto. Luca Zaia, dice Fedriga, ha giustamente sottolineato che la possibilità di un terzo mandato va concessa a tutti e d'altra parte la Corte Costituzionale non ha detto che non si può fare in assoluto, bisogna semmai cambiare la legge, perché quella in vigore approvata nel 2004 mette il tetto dei 2 mandati. Qua mi fermo, ma prosegue l'intervista oggi a pagina 15 del quotidiano Il Corriere a Massimiliano Fedriga. C'è anche Crisanti, oh signori, in Veneto potevo correre io, ora è tardi. E meno male, quando l'immunologa Antonella Viola ha rifiutato la candidatura offerta dal centro-sinistra per la presidenza del Veneto, sono una scienziata, ha detto lei, in molti hanno fatto il parallelo con un altro medico simbolo in Veneto, volto dalla lotta al Covid. Andrea Crisanti, microbiologo, oggi senatore del PD, non nasconde alcune perplessità sulla gestione della caccia ai candidati per le regionali e sulla scelta di puntare sui civici. Mi fermo. Monfalcone, flop islamico, centrodestra 70%, scrive il Corriere, alla lista di buconate 343 voti, stravince Fasan della Lega, a Pordenone, sindaco di Fratelli d'Italia. Una mezza pagina che non fa male a nessuno. Ancora sul quotidiano Il Corriere, prove di unità all'opposizione. Cioè questo titolo lo fanno con lo stampino, un giorno sì, un giorno no, sempre la stessa frase. Prove di unità all'opposizione. Schlein e Conte, mozione su Gaza, il governo riconosca la Palestina. Referendum, la leader PD farà un'assemblea per dare la linea. Massimo Franco, la sua nota, giustamente scrive schierati sulla Palestina per nascondere i contrasti. L'unica cosa su cui forse sono d'accordo è di chiedere al governo il riconoscimento della Palestina. Rai sfida nel CDA tra Lega e Meloniani. Oggi al voto la nomina di Calandrelli, riforma della governance sinistra compatta. Lo sapete che noi in Rai, ma neanche proprio, non riesci neanche, se bussi prendi la corrente, perché lì sono solo del PD o al massimo di Fratelli d'Italia. Il Fatto Quotidiano se la prende con il Ponte d'Oro, più poltrone e stipendi quadruplicati, 9 milioni l'anno, l'opera fantasma continua a mangiar soldi. Stretto di Messina, la società resuscitata da Salvini non ha più il tetto di 240.000 euro, assume altre 24 persone e moltiplica le paghe dai 2,5 milioni di 2 anni fa. E se vogliamo mandarla avanti, sai com'è, bisogna anche pagare i dipendenti. Volo, sono le 8:53, svolazzo sul bellissimo quotidiano Il Tempo. Vaffaburga,
Vaffaburca. A Monfalcone la destra vola al 70% e travolge un PD radicalizzato, solo il 3% per il partito musulmano guidato da Soumahoro. Ragazzi, oggi la copertina del Tempo è veramente da appendere. Ve la sto facendo vedere sul canale 253 sui social, stupendo, c'è la Schlein, c'è Soumahoro, c'è Conte con facce tutte strane, dietro di loro tutti col culo per aria, Allah, che stanno pregando, giustamente. Di spalla però, giustamente, Roberto Arditi scrive: ma quel 3% del partito islamico potrebbe essere solo l'inizio. Edoardo Sirignano intervista Luca Ricolfi: con migranti e minoranze la sinistra non vincerà mai nulla. Da leggere. Giulia Sorrentino intervista il sindaco di Pordenone: io gay di Fratelli d'Italia vi dico la libertà è a destra. Francesca Albergotti: plurali e singolari perché fallisce la lista del deputato in galosce. Questo ed altro sul quotidiano Il Tempo, naturalmente il vertice di domani, Meloni da Trump, momento difficile ma so cosa difendo e rappresento. Infine, il sangue al Prenestino, faida violenta tra clan cinesi, coppia giustiziata davanti a casa, la pista che porta alle triade toscane, e so tutti cinesi, abbiamo capito. All'interno, eccolo qua, flop del partito islamico, il centrodestra vince con il 70% dei consensi. La lista dell'idolo dei migranti Soumahoro prende soltanto 343 voti, ma il deputato esulta: scritta una pagina importante di storia. Di spalla a sinistra Roberto Arditi, il campanello d'allarme di Monfalcone. 3%, un dato che può apparire marginale, ma che contiene in sé una domanda politica profonda. Perché una parte della comunità cittadina sceglie di organizzarsi su base religiosa, rifiutando i canali della rappresentanza democratica tradizionale? La risposta c'è. Ed è anche semplice: quel voto è chiaramente di protesta, di opposizione alla linea di condotta dell'amministrazione uscente e di quella entrante, di rigetto di un'impostazione amministrativa ispirata al corretto principio secondo cui un comune italiano valgono le leggi italiane in un comune italiano, i costumi italiani, le tradizioni italiane. Questo significa che non c'è spazio per altri modi di intendere la vita? Certo che no, ma al tempo stesso vi sono limiti invalicabili che si chiamano rispetto pieno dell'autonomia della donna, totale adesione alle leggi vigenti in materia di luoghi di culto, accettazione piena della supremazia indiscutibile dell'ordinamento nazionale, penso alle norme di pubblica sicurezza, ad esempio in materia di occultamento del volto nei luoghi pubblici o nel corso di manifestazioni. Basta dire che questi non hanno aderito alla Convenzione dei diritti dell'uomo. Oh, se la sono fatta la loro, quella islamica. Ma guarda un po'. Luca Ricolfi, anche qui Il Tempo oggi ve lo dovete procurare, ragazzi, e chiedetelo, rompete le balle al vostro edicolante. Il Tempo è di Roma, ma si vende in tutta Italia. Intervista Luca Ricolfi, il sociologo: hanno abbandonato il tema del lavoro, troppo difficile, e sbagliano a demonizzare Meloni e Trump. Se continua a puntare su immigrati e minoranze, la sinistra dell'antifascismo non vincerà mai. Edoardo Sirignano: il fatto di sottoscrivere acriticamente le cause degli immigrati e delle minoranze sessuali conferisce allo schieramento progressista un grave handicap elettorale, non solo in Italia. Negli Stati Uniti questa scelta autolesionistica ha decretato la sconfitta dei democratici e il trionfo di Trump. In Francia ha condotto il Front National di Marine Le Pen a diventare il primo partito, e da pochi giorni, grazie a un sondaggio Ipsos, sappiamo che anche in Germania il primo partito è un radicale di destra, l'AfD. È la tesi del mio ultimo libro, Il follemente corretto nave di Teseo, a dirlo il sociologo e presidente della fondazione David Hume, Luca Ricolfi, oggi sul quotidiano Il Tempo, che intervista anche il neo sindaco di Pordenone. Io, sindaco gay, vi dico: altro che omofoba, questa è la destra di libertà
e diritti. Il neo primo cittadino di Pordenone, Alessandro Basso di Fratelli d'Italia, dice: vittoria sopra le aspettative, la dedico a Giorgia Meloni. Risposta della città univoca: abbiamo prevalso ovunque. Sono queste le parole del nuovo sindaco di Pordenone, Alessandro Basso di Fratelli d'Italia. Una vittoria netta con quasi il 54% dei voti, un dominio della destra, se consideriamo che a Monfalcone Luca Fasan della Lega ha vinto con oltre il 70% delle preferenze. Si dice che la destra sia omofoba, eppure lei si è sentito accolto, è stato scelto e ha vinto. Assolutamente sì, dice il mio sindaco di Pordenone. C'è ancora questo immaginario collettivo secondo cui la sinistra detiene il primato dell'accoglienza, dell'inclusione, dell'apertura, ma noi da destra abbiamo completamente scardinato questo stereotipo. Per questo non accetto lezioni sui diritti civili da nessuno. Fratelli d'Italia, da questo punto di vista, ne è la prova concreta. Sono un esempio di integrazione, inclusione e apertura, pur rimanendo ancorato a valori conservatori che costituiscono la base della nostra identità. Paginone a pagina 3 del quotidiano Il Tempo con l'intervista al neo sindaco di Pordenone. Rixi, la manciata di voti alla lista islamica e il crollo del PD sono un messaggio a chi prende in giro gli italiani. Ancora naturalmente su Monfalcone, anche Massimiliano Fedriga: le persone votano guardando i risultati veri e non inseguendo quelli che vogliono utilizzare la polemica. Walter Rizzetto: i cittadini hanno premiato la concretezza, Fratelli d'Italia ha ottenuto un ottimo risultato che consolida la nostra presenza. Maurizio Gasparri: si consolida la nostra presenza sul territorio e questi risultati sono di buon auspicio per le successive prove. Quest'oggi tutto da leggere, il quotidiano Il Tempo con Francesca Albergotti che medita plurali e singolari perché fallisce la lista del deputato in galosce. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestra aperta o chiusa senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo.
Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ciao a tutti, io mi chiamo Simona Carella e sono una cantautrice. Questo venerdì è uscito il mio nuovo singolo che si chiama Air Max ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo ovunque. Il brano parla di un amore che ormai è finito, come quello che abbiamo tutti. Quell'amore che ricordiamo, ma che ormai è terminato, ma di cui possiamo dire di aver vissuto davvero, proprio come un paio di scarpe, il nostro paio di scarpe preferito che è consumato, ma è perché ha vissuto davvero. È un brano a cui io tengo tantissimo, che ho scritto insieme al mio coautore Daniel Rigione ed è distribuito da Altafonte, dalla mia etichetta Lab Music Factory di Franco Iannizzi. E niente, non vi resta che ascoltarlo, fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Air Max, sì, è un marchio di scarpe, è un tipo di scarpa, non lo sapevate. Simona Carella, da Latina, classe 2003, le sue canzoni vengono dritte dalla pancia e con la sua band sa catturare il pubblico con timbro scuro, voce rotta e un'immagine solare e contemporanea. Brava Simona Carella. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Con il buongiorno da Sammy Varin, chi ha acceso in questo momento Radio Libertà. Buon mattino sul canale 252 del televisore in tutta Italia, sulla banda DAB dell'autoradio e su ogni altra piattaforma. È con noi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, dunque, prima di tutto il titolo che un pochino mi ha fatto arrabbiare, perché non è l'unica frase che ha detto la Meloni, ne ha detto altre bellissime, tipo l'Italia ha sempre saputo cavarsela, ce la caveremo benissimo anche stavolta. No, il titolo oggi su tutti i giornali: che c'ammoscia ragazzi, ho fatto una fatica Alessandro a fare la rassegna stampa, da tutte le parti c'è scritto momento difficile. Chiaramente parliamo della Meloni che va da Trump. Secondo il PD finora la Premier ha fatto solo da portavoce degli interessi dell'amministrazione USA. Mario Secchi sul Libero scrive: adesso siamo noi la voce dell'Europa. Bella frase che ci fa un po' pensare, dici cosa cacchio stiamo facendo? Alessandro Morelli, cosa accadrà nelle prossime ore? Beh, chiaramente non possiamo che aspettare e vedere che cosa succederà nelle prossime ore. Possiamo però dare un quadro della situazione attuale, visti anche le differenti voci che tu stesso hai giustamente citato durante la tua rassegna stampa. Da un lato ci sono i partiti, i giornali che afferiscono coi partiti dell'opposizione, che chiaramente danno un posizionamento italiano quasi di rincorsa rispetto all'amministrazione americana. Il dato oggettivo che noi riportiamo, che fosse meglio semplicemente dire la verità senza aggiungere troppi giri di parole, è che il governo italiano è il primo a livello europeo ad andare negli Stati Uniti con delle prove che testimoniano come la vicinanza dell'amministrazione americana e del governo italiano tutto sia molto stretta. Ricordo, a me per primo, che non più di 2 settimane fa, pochi giorni fa, il nostro segretario federale Matteo Salvini ha interloquito con Elon Musk in diretta durante il congresso della Lega. Quindi diciamo che se fosse servita una prova, non ce n'era bisogno sinceramente, ma se fosse mai servita una prova della vicinanza del governo tutto italiano nei confronti dell'amministrazione americana, e quindi dei buoni rapporti tra il governo italiano e l'amministrazione americana, mi sembra che questa sia la prova regina. Ora ci si è già dimenticati di quanto avvenuto pochissimi giorni fa. Noi diciamo che da questo punto di vista ne siamo abbastanza abituati, ma è indubbio che i buoni rapporti che il governo italiano è riuscito a intessere con l'amministrazione americana sono evidenti. Ora, che cosa si riuscirà a portare a casa anche grazie a questo posizionamento italiano? Diciamo che oggi il resto dell'Europa diventa un fardello, perché se da un lato si può discutere con gli Stati Uniti che stanno imponendo gioco forza delle misure economico-finanziarie che chiaramente hanno e avranno delle ripercussioni sulle economie di tutto il mondo, e questo non lo decide Trump sulla base delle interlocuzioni con Salvini, con Macron o con la Merkel o la von der Leyen. Lo decide Trump, punto, perché lui è quello che è il kingmaker della propria economia, esattamente come lo siamo noi per quanto riguarda la richiesta che dalla Lega viene che ci sia una attenzione particolare a quei paesi che nei confronti degli Stati Uniti in questo momento sono sicuramente più vicini rispetto agli altri, perché se è vero come è vero che i dazi che impone l'Europa li sceglie l'Europa, e quindi il governo italiano può interloquire, può fare la sua parte, essendone parte dell'Europa, perché appunto ci sia una valutazione sui dazi che l'Europa impone. Stessa cosa non è per i dazi che gli Stati Uniti imporranno all'Europa, perché gli Stati Uniti potranno imporre determinati dazi ad alcuni paesi e altri dazi, oppure limitarli ad altri paesi, cosa che avvenne durante il governo giallo-rosso, e i rossi evidentemente se lo sono dimenticati, nel caso dei dazi nei confronti del vino, che colpirono pesantemente i vini francesi,
con la grande gioia dei produttori di vino italiani, che appunto non subirono, essendo di un altro paese, gli stessi dazi della Francia. Ora, sembra di raccontare una storia vissuta 15 anni, 100 anni fa. In realtà c'era il governo giallo-rosso, c'erano loro al governo, allora i dazi dell'amministrazione americana diversificati per l'Europa andavano bene, ora che c'è il governo in centrodestra non vanno più bene. Siamo abituati, ma chiaramente noi riportiamo semplicemente alla realtà i nostri interlocutori e in questo momento i nostri ascoltatori. Meditate, gente, meditate, e per fortuna una radio come la nostra può dire cose che magari sugli altri canali più difficilmente non si possono, non si vogliono spiegare. Intanto i nostri messaggi, i vostri messaggi, cari ascoltatori, chi ci segue in diretta alle 9:13 di mercoledì può scrivere al 340 67 09 659 una domanda per Alessandro Morelli, e tutti mi spostano sull'argomento immigrazione. E vabbè, la prima pagina del quotidiano Il Tempo, avrai fatto un mezzo sorriso anche tu quest'oggi leggendo Vaffa Burka, una cosa che non dicevamo neanche noi ai tempi di Radio Padania Libera, dai, non eravamo così beceri esagerati. Fatto sta che a Monfalcone la destra vola al 70%, con una Lega incredibile, travolge un PD radicalizzato, scrive Il Tempo, solo il 3% per il partito musulmano guidato da Soumahoro, anzi non c'è arrivato al 3%, ora staranno tutti ricontano finché non arrivano al 3%, perché col 3% può entrare almeno il rappresentante di questo partito islamico in consiglio comunale. E chiaramente non soltanto il successo del centrodestra a Monfalcone, ma anche a Pordenone, con il sindaco di Pordenone omosessuale, viene specificato, anzi scrive gay, il quotidiano Il Tempo, che spiega che giustamente la libertà è a destra. Cosa è successo a Monfalcone? Quale era il rischio di Monfalcone con questo partito islamico che pare per la prima volta è nato, ma soprattutto parallelamente cosa sta succedendo? Perché adesso siamo qua che festeggiamo, viva la Lega, Monfalcone, bellissimo, ma intanto l'Unione Europea sta spendendo 10 milioni per il Corano europeo, quindi c'è qualcosa di grande che si sta muovendo, e questo partitino islamico del 3%, ma neanche, che ci fa ridere, potrebbe rappresentare un pericolo, Morelli? Allora, sì, noi chiaramente sorridiamo leggendo il Tempo, quindi la prima pagina, il titolo d'apertura del Tempo, però io invece, come tu sottolinei, rabbrividisco, perché noi dobbiamo sempre pensare che, se è vero che la Lega ha stravinto, il centrodestra ottiene il 70%, bravissima la nostra sindaco uscente, che è riuscita chiaramente a portare a casa un risultato per i suoi successori, ma dobbiamo ricordare che c'è questo zoccolo duro del anche se non riuscissero ad arrivare al 3%, di personaggi che appunto rappresentano e intendono rappresentare politicamente delle posizioni che sono posizioni totalmente differenti rispetto alla cultura della nostra. Sono in primo piano rispetto a questa ipotesi di costituzione di un partito islamico che è diventata realtà oggi, che è iniziata a diventare realtà. Sono, diciamo, quella fiammella pericolosissima che noi dobbiamo in tutte le maniere evitare. Per tanti anni ci sono stati discussioni se alcuni partiti fossero in un ambito democratico e rispettassero i dettami della nostra Costituzione. È evidente che partiti e rappresentanti politici o aspiranti tali che intendono il valore dell'uomo e della donna differente, che ritengono che sia applicabile in Italia una legge coranica, la Sharia, che chiaramente è totalmente fuori non solo dalla nostra
culture e tradizioni, ma dalle regole democratiche, i sani rapporti civili che sono intessuti in Italia, ed è evidente che su questo bisognerà assolutamente operare. Ora, è chiaro che noi in questo momento possiamo, tra virgolette, sorridere di quello che sta avvenendo, ma questi 343 voti sono 343 voti che, se si potesse mai, sarebbe curioso andare a capire chi sono, per vedere quanti figli hanno, quanti familiari iniziano ad avere, e che grazie alla cittadinanza di queste persone avranno una permesso di soggiorno e in seguito probabilmente anche una regolarizzazione. E a quel punto, ragazzi, il dato è una volta che la fiammella è accesa, questa comincia piano piano a impappare. Questa è una delle peggiori preoccupazioni che noi dobbiamo avere, non possiamo. E quindi ci aspettiamo che anche in altre zone d'Italia si costituisca questo partito islamico, incitato probabilmente proprio dal centrosinistra, perché in questo caso era una costola del centrosinistra, del PD, che ha fondato questo partito islamico. È meglio che ci guardiamo intorno, lo diciamo un po' appunto a tutti coloro che oggi sorridono, come dicevi, della prima pagina del quotidiano Il Tempo, vaffa burka, con tutto il rispetto naturalmente per chi ha altre posizioni politiche e religiose, che poi è la stessa cosa nel caso dell'Islam, però non bisogna essere integralisti. Intanto ci arrivano tanti messaggi che ti salutano e ti fanno anche gli auguri di buona Pasqua qui al 340 6709 659. Intanto però presto arriverà la lista europea dei paesi sicuri dove poter rimpatriare i migranti irregolari, e questa lista diventerà norma di diritto europeo. In questa lista, a proposito ad esempio del terribile fatto avvenuto ieri dietro casa mia, a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove quel 21enne, di cui abbiamo capito le origini soltanto poi andando a cercare, magari andando proprio cercando su Lega Salvini Premier o su qualche rappresentante della Lega, perché nessuno diceva da dove arrivava questo 21enne che ha violentato una 14enne dietro la stazione. Esatto, e questo egiziano potrà forse essere rimpatriato, perché Egitto e Bangladesh saranno inseriti tra questi paesi dove sono sicuri. Ecco, va bene, ci sarà pure qualche pesce cane in Egitto, e state attenti, mi raccomando, però saranno tra i paesi sicuri. Quindi questo 21enne violentatore, che non era neanche la prima volta che faceva cazzate, lo potremmo anche rimpatriare, e magari con le fascette ai polsi, oppure no. Morelli, stiamo scherzando davanti a un dramma, ma qui è questione anche di capire cosa ne facciamo, perché giustamente a Busto Arsizio, dove non c'è il PD che governa, però qualcuno che non è della Lega, però è di centrodestra, dice questo 21enne non doveva circolare, non doveva essere qui. Allora, su questo chiaramente noi diciamo che, a parte il caso, la tragedia che è avvenuta nei confronti di questa ragazzina, non possiamo che ancora una volta sottolineare come determinate culture siano lontane dalla nostra per quanto riguarda i rapporti tra uomini e donne. Ora, noi non parliamo solo di persone che chiaramente socialmente devono essere pesantemente, dal punto di vista giudiziario chiaramente, pesantemente colpite e criticate. Ora, se in una piazza in Italia un uomo desse uno schiaffo a una donna, è evidente che ci sarebbe immediatamente non solo un intervento da parte delle forze dell'ordine, ma una reprimenda pubblica. Ora, in altre culture è esattamente quella stessa cosa, quindi se i giovani crescono in famiglie dove quella cultura è una cultura della donna che è addirittura costretta, a volte, attenzione, a portare il burka, spesso porta il velo, con un modello di sottomissione che è quello che l'Islam impone per essere bravi fedeli islamici, è chiaro che poi le conseguenze purtroppo possono diventare gravissime. Ancora una volta, per
più che all'attenzione rispetto al 70% di grande successo nei comuni dove abbiamo stravinto, alla reprimenda rispetto al fatto che avvengano questi fatti tragici. Io sottolineo nuovamente la gravità della presenza di personaggi che votano il Partito Islamico, che è un partito che, lo sottolineo nuovamente, i cui appartenenti non negano la necessità di una Sharia anche in Italia, e dall'altra parte vi sottolineo come nei giorni scorsi, era il 12 aprile, lo vai a trovare su Google, fai una bella googolata, Avvenire scriveva sulla pagina famiglia, sui documenti solo genitori, punto di domanda, nasce per l'educazione all'affettività. Questo dice Avvenire, cioè il giornale pagato dall'8 per 1000 della CEI, quindi della Conferenza Episcopale Italiana, quindi tutti i vescovi, che ci dice che la diversificazione di modelli familiari è un fatto che potrà non piacere, ma la Cassazione ne ha preso atto con realismo, e allora va spiegato con serenità ai ragazzi, senza gridare al complotto. Questo è quello che deve avvenire. Cioè, ma noi di cosa stiamo parlando? Io e te siamo veramente letteralmente fuori da scuola, nel senso che rappresentiamo una quota di popolazione che io vedo essere la maggioranza, ma non lo vede Morelli perché va alle elezioni della Lega, lo vede Moretti, lo vede Farina e tutti i nostri ascoltatori, perché il centrodestra che va avanti su temi legati alla famiglia continua a vincere le elezioni e cresce bussando al governo, atto che insomma, negli ultimi periodi non è proprio un'abitudine. Ora è evidente che però chi dovrebbe essere il primo promotore della solidità della famiglia, invece la critica, anche se in maniera così velata, non bisogna gridare al complotto, ci dicono i vescovi italiani, prendere atto con realismo del fatto che è un'educazione all'affettività mettere solo genitori e non padre e madre, come se noi dovessimo pregare, non voglio essere blasfemo, ma dire genitore 1 che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, questo è l'ABC non solo della nostra cultura, della nostra tradizione, ma dei nostri valori sui quali evidentemente la Chiesa Cattolica Romana ha perso la Trebisonda e sta andando da un'altra parte. Un argomento di cui abbiamo discusso molto anche negli scorsi anni, ma che negli scorsi giorni è uscito sui giornali per mezza giornata, se si può dire, poi sparito completamente. Ricordiamolo, sulle carte d'identità e sui documenti in genere, penso, non ci sarà più scritto padre, madre quando devi poi fare la firmetta, ma ci sarà scritto genitore 1, genitore 2. Ecco, in molti ascoltatori, magari tu lo sai Alessandro, mi chiedevano, ma visto che noi abbiamo dei figli, o e te e molti altri ascoltatori, e che vanno a scuola e molto spesso si dovranno firmare i permessi per andare in gita e tutte queste belle cose, se ci dovesse essere scritto genitore 1 e genitore 2 dove mettere la firma, io posso fare una barra e scriverci padre e poi metterci la mia firma? Secondo te è una cosa da fare o dobbiamo far finta di niente? Beh, chiaramente è una rivolta civile rispetto a un indirizzo che però, attenzione Sammy, la nostra rischia di diventare veramente una posizione quasi, una lotta quasi in retroguardia. Perché te lo ribadisco, se noi guardiamo la televisione pubblica, e quindi parlo di quella che viene definita telemeloni, vediamo molto spesso delle proposizioni di un'Italia, di una realtà che non esiste, insomma situazioni che è inutile che qui stiamo a citare, che non sono degne di rappresentare la fotografia del paese. Stessa cosa quando appunto sul giornale dei vescovi, che dovrebbe essere quello l'avanguardista rispetto ad alcune tematiche, nella lotta ferma rispetto alla tutela, alla difesa di valori che nel loro caso dovrebbero essere addirittura valori religiosi, ma che evidentemente non ci sono più,
e che non dovrebbero essere i miei, seppur io appunto sia un fedele cattolico, ma io non sono obbligato da amministratore a portare avanti dei valori religiosi, quanto dei valori civici, civili, cosa che faccio, solo che mi ritrovo in una situazione nella quale i miei valori civici, che corrispondono anche dei valori religiosi, dai religiosi non vengono tutelati e sostenuti. Ora, Sammy, io e te e tanti dei nostri ascoltatori, la stragrande maggioranza, siamo più realisti del re. Dire genitore 1, genitore 2 è un abominio che io non farò mai. E ti dico la verità, che i miei figli che hanno 14 anni, quando io l'ho detto, mi hanno guardato come al solito. A me a casa mi guardano così dicendo: ma mi stai prendendo in giro? No, ero serio. Si dice genitore 1 e genitore 2. L'ultima battuta in un minuto, anche qui una notizia completamente sparita dai quotidiani: il nuovo codice della strada. Dopo la svolta voluta da Matteo Salvini, calano incidenti, morti, feriti. Chiaro che dobbiamo fare tutti più attenzione, sto cacchio di telefonino, non toccarlo quando si guida, perché anche se ce l'hai in mano da fermo ti possono dare la multa. Però Alessandro, è servito, sta servendo il nuovo codice di Salvini. Per fortuna, anzi con l'obiettivo di, proprio perseguendo questo obiettivo, l'obiettivo è in procinto di essere raggiunto, e cioè la diminuzione della disattenzione sta altrettanto causando una diminuzione dell'incidentalità e quindi anche degli incidenti gravi e dei morti. Era l'obiettivo che Salvini si era prefisso e che oggi, grazie a Dio, si sta ottenendo. Ma anche qua le polemiche devono stare proprio a zero, perché tutti sappiamo perfettamente, e ce lo diciamo quando ne parliamo anche al bar, che ci rendiamo conto di quanto sia possibile utilizzare il telefonino per mandare il messaggino su WhatsApp come se fosse fondamentale rispondere a che cosa vuoi mangiare per cena entro 10 secondi, cosa che, Sammy, quando io ero un ragazzino, quando noi eravamo un po' più giovani, insomma, diciamo che non c'era il telefono, eppure arrivavo a casa e la tavola comunque la trovavo imbandita dalla mia mamma. Ora, uscendo fuori di battuta, è evidente che siamo entrati in un loop anche abitudinario di utilizzo degli strumenti tecnologici esagerato. Ora sempre più auto, anche quelle utilitarie, hanno dei sistemi che permettono la connessione del cellulare con l'automobile, quindi utilizzare oggi il telefonino in macchina è veramente una follia, perché si rischia la propria vita e anche si rischiano di si mettere a repentaglio le vite degli altri. Ora, quindi mi sembra persino assurdo dover fare questo tipo di ragionamento, anche perché il buon senso deve vigere, quindi il percorso deve essere un percorso a step. Chiaramente ci potranno essere anche posizioni ancora più dure nei prossimi anni. È minimo. E allora usate il viva voce, schiacciate il bottoncino sul volante e gli dici: chiama mamma. Chiamate la mamma e gli dici: mamma, che si mangia stasera? Che cavolo, è così facile. Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, cosa si fa per Pasqua? Chiaramente qualche giorno in famiglia con i figli e genitore 1 e genitore 2. Assolutamente, me li saluti tutti quanti, madre e padre. Almeno poi se facciamo genitore 1 e genitore 2, ci inviteranno in Rai, ci inviteranno a Mediaset per proporre questa che è una totale assurdità, sulla quale, ribadisco, noi dobbiamo fare anche una opposizione civica come quella che tu hai esemplificato. Certo, si mette la barra e si scrive padre, poi firmate sotto normalmente. A proposito, tutti arrabbiati con la Berlinguer su Mediaset. Vabbè ragazzi, stiamo dicendo la Berlinguer, carta bianca ieri sera, non hanno fatto parlare Claudio Borghi, ma ogni volta è così. D'altronde qui mi scrivono: non bisogna più andarci. No, allora gli lasci il pensiero unico a loro. Grazie Alessandro, buona Pasqua. Grazie Sam e a tutti gli ascoltatori, buona Pasqua.